Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. 2 giugno, celebrazione e manifestazione in tutta la Sicilia per la festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ricorda che i padri della patria sognavano un'Italia aperta all'Unione Europea. Messina si fa strada all'ipotesi di un gioco di esibizionismo con le armi finito tragicamente per la morte di Michele Lanfranchi, il 19enne trovato cadavere in strada con la pistola in mano. Teatro della tragedia il quartiere Giostra, noto per le scorribande di spacciatori e gruppi criminali. A Mondello slitta la partenza dell'isola pedonale. Il comune replica non era prevista per questo weekend. Turisti da Catania a Siracusa, il tempo incerto non ha condizionato la loro domenica. Agrigento assetata, dopo la grande protesta di ieri, ora si pensa a riattivare il dissalatore di Porto Empedocle. Alla Regione chiesto un piano per i pozzi vecchi e nuovi, intanto è sempre più crisi nelle campagne siciliane, manca l'acqua e crescono le proteste, ora uno spiraglio potrebbe aprirsi grazie all'uso di fondi comunitari. Si intensificano i rapporti commerciali tra Tunisia e Sicilia, al primo posto lo scambio agroalimentare. E poi il calcio, le 3 big siciliane a caccia dell'allenatore. Palermo e Messina cercano anche il direttore sportivo. Casella colmata dal Catania con Faggiano. Bentrovati, celebrazioni e manifestazioni in tutta la Sicilia per la festa della Repubblica. Nel suo messaggio il Capo dello Stato ricorda che i padri della patria sognavano un'Italia aperta all'Unione Europea. Luca Ciliberti. Manifestazioni ed eventi in tutte le città siciliane per celebrare il 2 giugno. A Palermo, in piazza Vittorio Veneto, è stata deposta una corona d'alloro al Monumento ai Caduti. Le celebrazioni per il 78° anniversario della proclamazione della Repubblica si sono svolte davanti alle delegazioni dei corpi militari, presenti fra gli altri il sindaco Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani. E certamente riconfermare i valori europei di cui la guerra fu negazione è altrettanto importante. Nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato che il contributo del Paese e in esso delle Forze Armate alla causa della pace e della stabilità internazionale è più che mai prezioso nell'odierna situazione caratterizzata da devastazioni e aggressioni alle popolazioni civili in Europa e in Medio Oriente. La regione siciliana è stata presente alla tradizionale sfilata delle Forze Armate ai Fori Imperiali a Roma con una rappresentanza del suo corpo forestale e il gonfalone. A Catania numerose iniziative organizzate dal prefetto Maria Carmela Librizzi. Stamattina alle 9 gli onori ai caduti per la patria con la deposizione della corona d'alloro presso il vestibolo del Sacrario Militare nella chiesa di San Nicolò all'Arena. Successivamente in piazza Università la cerimonia dell'alzabandiera alla presenza delle autorità civili e militari con la presenza di numerosi studenti degli istituti scolastici di Catania e della provincia. È importante perché è la festa di tutti, quindi il coinvolgimento di tutte le componenti della società civile è significativo. E soprattutto, come vedremo in piazza, anche dei ragazzi. Ma le cerimonie a Catania hanno preso il via ieri sera a Piazza Teatro Massimo con la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana e con il concerto per la Repubblica eseguito dall'orchestra e dal coro del Teatro Bellini. Per l'occasione il Palazzo del Governo, il Palazzo degli Elefanti, l'Università e il Teatro Massimo sono stati illuminati con il tricolore. E a Palermo nel corso della cerimonia il prefetto ha consegnato le onoreficenze al merito. I riconoscimenti sono andati a Giuseppe Costanza, unico sopravvissuto all'attentato di Capaci, a Tina Mauro Martinez, vedova del caposcorta di Falcone Antonio Montinaro. Quest'ultimo ha ricevuto la medaglia d'oro alla memoria, così come il primo caporal maggiore dell'esercito italiano Giuseppe Danna, rimasto gravemente ferito durante una missione in Afghanistan. Medaglia d'oro al merito civile è andata alla memoria di Rosario Fabio Oddo, che ha perso la vita per salvare il figlio di 5 anni da un incendio.
E cambiamo argomento, è avvolta nel mistero la morte di Michele Lanfranchi, il 19enne trovato in una pozza di sangue e con una pistola in mano a Messina, nel quartiere Giostra, crocevia di traffici di droga e della criminalità organizzata. Seguita la pista dell'omicidio, ma anche di un gioco con le armi finito male. Manuela Corsi. Sarà l'esame autoptico a fare chiarezza sulle cause della morte di Michele Lanfranchi, il 19enne trovato morto a Messina con una ferita d'arma da fuoco al collo. Decisivo sarà anche l'esame balistico sull'arma ritrovata nella mano destra del giovane, per capire se si sia trattato di un omicidio, di un suicidio o di un incidente per un colpo partito accidentalmente dalla pistola. Il cadavere era riverso in una pozza di sangue sul marciapiede di via Michelangelo Rizzo, nel rione Giostra, un quartiere periferico della città tristemente noto per le scorribande di clan criminali che controllano lo spaccio degli stupefacenti e il racket delle estorsioni. Gli investigatori stanno sentendo parenti e amici del giovane per ricostruire le ultime ore del 19enne che aveva precedenti per spaccio e detenzione di droga. Michele Lanfranchi, che avrebbe compiuto 20 anni a luglio, viene descritto come un ragazzo un po' eccentrico. Alcune foto del suo profilo Facebook lo immortalano con una folta barba, un bastone in mano, una giacca elegante e camicie griffate. In questo video lo vediamo ridere e bere assieme a un gruppo di persone. Michele balla sulle note di Sinceramente assieme a 2 donne e un altro amico. Queste immagini sarebbero state girate poco prima della tragedia, come si evince dal post di una delle donne presenti. Non posso crederci, amore mio, poco prima eri con me. Lanfranchi, a quanto pare, durante questa serata trascorsa in compagnia degli amici, avrebbe mostrato con fare fiero e orgoglioso la pistola che aveva acquistato una decina di giorni prima. Tutti i presenti alla serata sono già stati interrogati e sottoposti alla prova dello STUB per accertare eventuali residui di arma da fuoco. Decisiva, come dicevamo, per fare chiarezza sul giallo della morte, oltre all'autopsia già disposta dalla magistratura, anche la perizia balistica e la perizia sulle impronte trovate sull'arma. A Vittoria una donna si è rivolta alla polizia dopo aver subito per un anno circa maltrattamenti dall'ex marito. È stato accertato che l'uomo ha preso a calci l'ex moglie con scarpe antinfortunistiche dotate di punta in ferro in pieno centro cittadino e alla presenza della loro figlia minore. Sull'indagato grava ora il divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla figlia minore e ai luoghi da lei frequentati. È il divieto di comunicazione con la ex coniuge. Inoltre gli è stato applicato il braccialetto elettronico. A Mondello slitta la partenza dell'isola pedonale. Il comune replica non era prevista per questo weekend. Intanto il traffico accompagna i primi bagni di stagione. Marco Gullà. Da un lato ci sono residenti e turisti che attendevano l'isola pedonale per avere maggiore libertà di movimento, dall'altra c'è invece il comune che dice non c'è sul rinvio della chiusura al traffico, non si predispongono i servizi nel fine settimana del 2 giugno. Botte risposta e il risultato è quello che vedete, con auto incolonnate alla ricerca di un parcheggio. Non ci sono i New Jersey, non c'erano i vigili urbani a presidiare i varchi, non c'erano cartelli stradali perché nessuno si è mosso per la partenza della stagione. E anche noi da oltre 20 minuti siamo alla ricerca disperata di un parcheggio. Mondello oggi è off limits per tanti palermitani. Una partenza di stagione quindi con il freno a mano tirato, anche se come vedete la spiaggia è già piena di turisti e bagnanti. Per Mondello si prospetta una stagione da record, tante già le prenotazioni con alberghi e B&B sold out. Anche a Siracusa poco sole ma caldo e tantissimi turisti, lingue e accenti diversi tra la folla di Ortigia. Francesco Aloi. Il nostro tour è Siracusa, Ortigia, visitare tutto ciò che c'è di caratteristico, i musei. Il parcheggio è pieno di pullman, segno che i turisti sono tantissimi. È il 2 giugno in Sicilia, qui siamo a Siracusa, contando a questo gruppo di turisti. Allora, sto raccontando la leggenda di Aretusa e di Alfeo, il mito fondatore dell'isola di Ortigia. Lei ha l'ombrello aperto per il sole che fa va e vieni o per la pioggia che ogni tanto arriva? Dai raggi UVB comunque, quindi fondamentalmente lo uso per il sole, ma oggi è andata bene perché pioveva pure. L'unico grande assente è il sole. In questo giorno di festa, infatti, a prevalere sono le nuvole. Il caldo, però, ha risposto presente. C'è caldo infernale, quindi adesso più o meno la temperatura è abbastanza bella, poi la città è bellissima. 2 giugno in casa, da dove arrivate? Da Palermo. E festeggiamo oggi il nostro 40° anno di matrimonio.
E così, tra i vicoli di Ortigia c'è chi fa una breve sosta e gusta un buon gelato. Qual è il gusto che più le chiedono? Sul gelato è il pistacchio, a seguire c'è la nocciola, a seguire ancora c'è la ricotta. Qui, come nel resto dell'isola, in centro si sentono lingue e accenti diversi. Da Palermo a Catania, da Taormina ad Agrigento, tanti gli stranieri che hanno prenotato un biglietto per la Sicilia. Una regione che anche quest'anno sembra confermarsi tra le mete più amate. Per averne la certezza, però, è ancora presto. Festa nazionale dello sport celebrata oggi anche a Catania con l'ultimo appuntamento del Lungomare Fest prima della pausa estiva. Un'opportunità soprattutto per i giovani di provare varie discipline sportive, anche quelle meno famose. Marco Carli. Lo sport protagonista del Lungomare Fest a Catania con i suoi colori e le sue tante discipline da provare, da sperimentare, per i giovani e non solo. Tante note, altre meno, come lo shuttlecock, un volano con i piedi. Allora, io irrompo nel campo perché voglio capire, ma è un'evoluzione del badminton o il contrario? Allora, si tratta, in realtà lo shuttlecock, in italiano calciovolano, è uno sport che ha origini in Cina da più di 2000 anni. Anche al CONI si cimentano, questa volta protagonista il tamburello. Cerco di dimostrare che non sono presidente del CONI per caso e quindi provo tutte le discipline che ci sono, anche con un po' di affanno in più rispetto a qualche anno. Giornata Nazionale dello Sport, stiamo partecipando come in tutta Italia con le società sportive che sono presenti per dimostrare le proprie discipline sportive. Lo sport è crescita psicofisica e rispetto delle regole e socialità. Questi sono i valori fondanti di una società che cresce bene. Lo sport dunque come supporto in tutti i sensi, nel fisico, nella mente e nel rapporto con la società. Noi ci coordiniamo anche con la Polizia di Stato e le Fiamme Oro con un progetto che si chiama Rugby e Legalità che ci aiuta a far vedere i valori della polizia e del rugby nelle varie scuole. Tutto bellissimo, ma l'attenzione resta lì, sulle scarpe trasformate in racchette dello shuttlecock. E sono ovviamente appiattite con una forma un po' simile a una racchetta, quindi un po' più grandi, un po' più piatte, che cercano di ovviamente ottimizzare la superficie di impatto del volano. Allora, buon divertimento. Grazie mille. Agrigento in piena crisi idrica. Dopo la grande protesta dei cittadini ieri si cercano rimedi per la mancanza d'acqua tra l'acquisizione di pozzi e il riutilizzo del dissalatore di Porto Empedocle. Davide Sardo. Ad Agrigento il giorno dopo la partecipata manifestazione popolare contro il perdurare della grave crisi idrica è ancora più caldo e afoso. Tanti sono al mare, le prospettive meteo non inducono alcun segnale di ottimismo, anzi tutt'altro, lo spettro dell'aggravarsi delle attuali condizioni di siccità è dietro l'angolo. L'unico rimedio possibile non è affatto a breve termine, si tratterebbe di rendere nuovamente funzionante il dissalatore di Porto Empedocle. Servono perizie, progetti, ricerca di fondi ed esecuzione opere. Impossibile solo ipotizzare l'avvio della procedura. E allora l'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, si limita a riparare qualche falla nella rete idrica, per la quale si sono appena persi 44 milioni di euro per la ricostruzione integrale. E si pressa affinché Siciliacque attenui i piani di razionamento a favore della provincia di Agrigento e che la cabina di regia alla regione attui il piano di sfruttamento dei pozzi esistenti e di attivazione di nuove sorgenti. Sto cercando di fare di tutto, compresa la requisizione di pozzi. Anche capita di riceverne da qualcuno che il pozzo, mi è capitato proprio di recente, te lo dà spontaneamente scrivendo alla prefettura e noi subito l'abbiamo messo a servizio dell'AICA. La possibilità anche di trovare fonti d'acqua dove non ce lo aspettiamo, dove non lo pensiamo normalmente. Ad esempio io ho scritto a tutte le autorità regionali per valutare l'ipotesi di rendere autonoma la zona industriale, visto che lì c'è tutta l'acqua prodotta dai reflui che non è potabile ma può essere usata per gli usi industriali, liberando l'acqua del Voltano che invece potrebbe affluire ad Agrigento e alle città vicine. Nel frattempo gli agrigentini soffriranno ancora la sete nonostante la manifestazione popolare. Intanto è sempre più crisi nelle campagne siciliane, manca l'acqua e crescono le proteste, danni per gli agricoltori, gli allevatori e le colture che rischiano di morire prima del raccolto. Ora però si apre uno spiraglio. Sentiamo Maglio Viola.
Via libera all'uso dei fondi comunitari per gli aiuti agli agricoltori colpiti dalla crisi. Arriva da Bruxelles una decisione importante che spazza via i dubbi di tanti e mette a disposizione i fondi europei destinati ad altre attività agricole per fronteggiare l'emergenza. La Comunità Europea ha deciso di avviare le procedure definite cause di forza maggiore. In pratica non sarà necessario giustificare caso per caso il contributo o l'aiuto fornito agli agricoltori e non ci saranno procedure di infrazione per aiuti di Stato nelle aree colpite dalla crisi idrica. I Paesi membri possono stabilire che per gli agricoltori di tutta l'area colpita debba applicarsi la clausola di forza maggiore, consentendo a chi non può soddisfare tutti i requisiti europei richiesti di non vedersi imporre sanzioni e di non perdere i fondi UE. Lo chiarisce proprio la Commissione Europea in una comunicazione per la semplificazione degli interventi di crisi della politica agricola di coesione, PAC, varato per rispondere alle proteste dei trattori, ma che sarà utilizzabile in tutta l'area di crisi agricola siciliana. Intanto prosegue il presidio sotto Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della regione siciliana, degli agricoltori di Coldiretti, che non lasceranno le tende che hanno allestito fino a quando non vedranno realizzarsi le azioni promesse di contrasto alla crisi con l'arrivo dei fondi e gli interventi già sul territorio. Per parte sua la regione ribadisce che la crisi idrica e quella agricola sono le priorità delle azioni del governo Schifani insieme alla crisi zootecnica, che l'attenzione è massima ai soldi già stanziati. Ad Agrigento un parco realizzato nel luogo dell'agguato ricorda il magistrato Rosario Livatino, ucciso nel 90 a Valastidda, e tutte le vittime di mafia. Davide Sarto. Dopo un anno e mezzo dalla concessione dell'area da parte di ANAS Sicilia è stato inaugurato ad Agrigento il parco Rosario Livatino, destinato a rievocare e tramandare la memoria di tutte le vittime della mafia e ad assurgere a luogo di raccoglimento e di preghiera, oltre che di riflessione sul fenomeno dell'oppressione mafiosa. Il polmone verde interessa una vasta area adiacente alla stele commemorativa, nel tratto dove il 21 settembre del 90 l'utilitaria del giudice Livatino fu bloccata dai killer fino alla scarpata sottostante, dove Livatino si riparò dalle raffiche in un estremo quanto inutile tentativo di rimanere aggrappato alla vita. L'iniziativa è firmata dalla sezione agrigentina del Coordinamento Nazionale per gli Alberi ed il Paesaggio. Desideriamo che questo luogo diventi luogo di preghiera, luogo di riflessione, ma che si possa tramandare alle nuove generazioni appunto la cultura di fare memoria. Tra i presenti alla cerimonia anche il professor Gaetano Augello, insegnante di Rosario Livatino al Liceo Classico Foscolo di Canicattì. Rosario è un ragazzo di straordinarie capacità culturali, un ragazzo veramente buono nel senso assoluto della parola, e poi una persona profonda nel suo scrivere, nel suo pensare. Esposta durante la cerimonia la camicia sporca di sangue che il giudice Livatino indossava la mattina in cui perse la vita sotto i colpi di pistola dei killer della Stigia. Catania, si intensificano i rapporti commerciali tra Tunisia e Sicilia. Al primo posto lo scambio agroalimentare. Simona Mazzone. Nuove prospettive di crescita per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali tra Tunisia e Sicilia, al centro dell'incontro ospitato alla Camera di Commercio di Catania dal titolo Agroalimentare, opportunità di investimento e business. Proximité della Sicilia avec La vicinanza della Sicilia con la Tunisia ci permetterà di sviluppare relazioni economiche e continuare le relazioni sociali e culturali esistenti che risalgono a diversi millenni addietro. Uno scambio di collaborazione, in comune abbiamo tantissimo, dal mare al clima, abbiamo la voglia di poter collaborare e cooperare. L'evento organizzato anche alla luce della visita in Tunisia del Premier Meloni, a sottolineare l'intenso scambio e cooperazione tra i due paesi del Mediterraneo, soprattutto in un settore fondamentale come l'agroalimentare, che vede la Sicilia quale prima interlocutrice e partner. Dialetto e musica fanno riscoprire ai giovani e ai turisti il siciliano. I Bella Morea portano nei teatri in giro per il mondo le nuove sonorità della nostra regione. Giusy Lazzara. C'è il dialetto, la sonorità, la bellezza dei suoni della Sicilia. Tanti gruppi musicali che nei concerti con le loro canzoni fanno riscoprire il siciliano ai giovani. Così i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte i Bella Morea,
portano in giro per il mondo la loro musica che intreccia tradizione e dialetto. In Como Veni si conta vuole essere un invito a vivere la vita con quel po' di leggerezza che basta, e c'è la straordinaria presenza anche dell'attore Tuccio Musulmano. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, dirigenze al lavoro per le squadre siciliane, il periodo delle scelte dei direttori sportivi già fatta dal Catania e degli allenatori. Non sbagliare adesso è importante per garantirsi un grande futuro. Marco Carli. Lavori in corso per le siciliane, come ovvio che sia, visto il momento. Fra trattative e decisioni si tenta di pianificare la prossima stagione e di portarsi avanti sulla concorrenza. In Serie C il Catania, dopo aver messo un tassello importante come il direttore sportivo e averlo fatto anche in tempi celeri, proprio con Daniele Faggiano comincia a tratteggiare il futuro che sarà affidato al nuovo tecnico, sempre toscano in pole. Grella vuole un Catania protagonista e il lavoro sarà tantissimo in questa fase, soprattutto per la rosa, composta al momento da 28 giocatori. Bisognerà necessariamente sfoltire per inserire poi quei tasselli che possono alzare il livello. In casa Messina, Sciotto ha annunciato che la squadra sarà iscritta regolarmente al campionato. Si lavora anche in questo caso sull'asse DS allenatore. Colloqui con Domenico Roma e con Giacomo Modica. Il tecnico ha ricevuto delle offerte, soprattutto dal Picerno, ma ha avute garanzie dal Messina per le strutture dove allenarsi, in particolar modo potrebbe poi accordarsi per 2 anni. In B il Palermo vuole Paolo Zanetti, Zanetti vuole il Palermo, ma al momento la trattativa per l'ingaggio del nuovo allenatore rosanero è in una fase di stallo. Nelle ultime ore però si sono registrati dei sondaggi per il tecnico ex Empoli da parte di club della Serie A. Il Palermo pensa anche ad Alessio Dionisi come alternativa a Zanetti, che rimane comunque il preferito. Nel ruolo di DS, in sostituzione di Leandro Rinaudo, invece spunta il nome di Matteo Tognozzi, ex Juve e scopritore di talenti. Per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.